Beach 2018. Quarta tappa sottomarina Piazzale Italia. Conduce Elisa Bagordo. Buonasera, adesso si parla di Piazza Italia, così bella, piena e ricca di gente. Le abbiamo appena intraviste sfilare in un serpentone. Io direi di dargli un in bocca al lupo a tutte le 15 partecipanti e che vinca la migliore. 4 di loro passeranno il turno per la finale al Casino di Venezia. Ora però è arrivato il momento che vadano a prepararsi. Quindi ragazze, in bocca al lupo e andate a prepararvi perché la serata è appena iniziata e il gioco spetta a voi. Andate pure. Ci siamo, vedo che è arrivata al completo anche tutta la nostra giuria. Ben arrivati, benvenuti. Dicevo, quarta tappa del concorso Miss Venice Beach, ottava edizione, quindi ottava edizione che siamo qui in questa piazza e che l'amministrazione comunale insomma ci sostiene in questo percorso. Miss Venice, dicevamo prima, è un evento che viaggia in tour in tutte le spiagge, dal Delta del Po fino a Bibbione, e va a promuovere non solo la bellezza delle nostre ragazze ma anche delle aziende del territorio, dei prodotti del territorio, cercando di fare promozione e di far conoscere il vero Made in Italy. Questa edizione poi è ancora più scandita dalle sfilate di moda, questo perché il concorso vuole, diciamo, far fare un po' di gavetta a queste ragazze che nel loro sogno nel cassetto hanno la volontà di diventare delle modelle, di diventare delle indossatrici, delle presentatrici, insomma chi più ne ha più ne metta. Quindi cerchiamo di fargli fare una bella figura e anche di insegnargli qualcosa di buono che gli possa servire nella carriera. Andiamo quindi a salutare tutti i nostri partner, a iniziare dal comune di Chioggia, la Proloco di Chioggia, i Lidi di Chioggia, l'associazione Albergatori, il nostro media partner il Gazzettino, Peggy, Maschenada Beachwear, Nima Studios Brand, il Casino di Venezia Meeting and
da Abate Zanetti, Lorena I Parrucchieri che ha seguito le acconciature e il make up di tutte le nostre ragazze e anche della sottoscritta, The Barber Room, Pocket, Best Magazine, abbiamo anche la referente qui per l'ufficio stampa, il partner del food, li abbiamo detti prima, Corai e Buoni del Mare, qualità verificata Unicarvi, azienda agricola Venturin e l'ortomercato di Chioggia. Ci siamo? Non vi sento! Di più? Bene, allora proseguiamo con la prima Miss in gara.
votare. Voti sempre dall'1 al 10, vedremo le ragazze uscire in sfilata di moda con finalmente i brand del nostro territorio. E ve li vado a presentare o no? O lasciamo che parlino le sfilate? Andiamole a presentare, dai. Li vedremo uscire con i costumi, li abbiamo già viste nel costume di gara, il modello Twist con Maskenada, una linea giovane di costumi da bagno per un total look completo, dall'abito mare alla t-shirt, al bikini, al bermuda, fino ai vestiti per un cocktail da piscina. Ispirata alla Easy Life caraibica, un tuffo nell'atmosfera rilassante dei tropici sudamericani, alla ricerca del completo divertimento ma anche di se stessi. Successivamente poi vedremo le nostre miss sfilare con Mima Studios Brand, un'azienda di Rovigo, un marchio italiano con uno stile urban, unico ed originale, caratterizzato da materiali 100% italiani di altissima qualità. L'ispirazione per la nuova collezione nasce dalla necessità di proiettarsi al trend del futuro in una continua evoluzione, ma con uno sguardo al passato. Questa, Marco, me la devi spiegare, È complicata, quindi ci ispiriamo al futuro ma con uno sguardo al passato. Insomma, freschezza e originalità fanno da padrone in una collezione divertente e mai convenzionale. Successivamente poi le vedremo giocare con la posa fotografica, quindi avranno un abitino scelto da loro e poseranno con gli accessori delle borse Baggy, un'azienda nata nel 2009, le classiche borse con le stampe, le prime, le uniche originali, che quest'anno nella nuova collezione 2018 si sono colorate di nuovi pattern, quindi di nuove di nuovi, diciamo, non sono stampe ma di nuove grafiche, utilizzando materiali quali la pelle e la gomma profumata. Giurati, io ho detto tutto, le ragazze non avranno il numeretto ma avranno il numero sul maxi schermo, quindi il primo voto va per il portamento con le prime 2 uscite, il secondo voto invece è per la posa fotografica e loro dovranno fare delle vere modelle, un po' come sul set fotografico. Signore e signori, le nostre miss con la sfilata di Maskenada, Mima Studios Brand e Baggy.
modelle in passerella con i loro pregi, i loro difetti, si sono messe diciamo a nudo come delle vere mannequin in passerella e nella posa fotografica. Giurati, avete votato nelle due colonne? E la terza? Vota, finisci, dai il totale, mettete il totale, perché adesso passa a prendere una delle mie assistenti, passano a prendere le schede. Francesca, io so che tu hai già fatto tutto perfettamente, hai votato nelle 3 votazioni, hai fatto il totale, così siamo pronti. Ci vediamo poi per la premiazione finale. Prendetevelo questo applauso, ragazzi, prego! SNS Company, le coreografie di Sara, Giurina, Sara, Simone, Elena ed Eleonora, e prima abbiamo visto sul palco anche Laura. Buonasera a tutti. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta, sì. Sara? Però vedo che più passano le serate più avete fiato. Abbiamo sempre più fiato, sì. Quindi posso mettervi anche il terzo balletto, certo, allora? anche i 3. Sì. Bene, siete stati bravi. Vi sono piaciuti? Serata. Grazie a tutti, bellissimo pubblico, siete tantissimi. Bene, buona continuazione. Grazie. Avete finito per oggi? Sì, allora andate ad allenarvi per la prossima, che non è finita qua. Bravi ragazzi. L'abbiamo visto prima, ha sfilato, ha presentato, ha ballato, insomma ha fatto un po' di tutto. È la mia punta di diamante, Miss Venice Beach 2017, Aurora Arrigoni. Realizzata da Mimai Gioielli, e il nuovo scettro che andrà alla nuova Miss Venice Beach 2018, un'opera d'arte in cristallo, vetro di Murano e foglia d'oro, realizzata dai maestri vetrai della Scuola del Vetro Abate Zanetti, riconosciuta a livello mondiale. Allora, oggi devo farti davvero i complimenti, te li faccio sempre, ma oggi più del solito, perché hai fatto di tutto, ti sei cuccata la sigla, un balletto, 3 stacchetti e più portare la corona e il palco sullo scettro. Più lavoro, più soddisfazione. Ah, brava, ci piace, mi piace, mi piace, mi piace. Sei soddisfatta? Moltissimo. Moltissimo. Bene, il tuo sogno nel cassetto da realizzare qual è però? Potrebbe diventare un medico. Ah, brava Aurora! Sei una ragazza dal quale prendere davvero ispirazione. Comunque ciò non toglie che dopo la sviolinata altre 2 tappe e poi scadi. Non voglio pensarci. Ecco, ci penso io, te lo ricordo, perché la pacchia è finita, tra un po' scadi pure tu. Bene, allora vieni qua con me, che mentre chiamiamo tutta la nostra giuria qui sul palco, perché siamo quasi pronti per le premiazioni, io inviterei Francesca Pinelli per i lidi di Chioggia, il vice sindaco Marco Veronese, Federico Venturato per Maschenada, Marco Fiore per Mima, li ho chiamati tutti, e Giuliano per l'associazione Albergatori. Eccoci qua, ho chiamato tutti, sì, e mi sono persa il nome di Best Magazine, Chiara Musino, vieni anche tu. Facciamo partire la nostra sigla, un caloroso applauso e chiamiamo tutte le nostre miss sul palco.
12 Miss, ragazze venite pure un po' più avanti così ci state bene tutte. Eccovi qua, dalla 1 alla 15 facciamo un bel semicerchio, perfette, ci siete? Ottimo! Bene, grazie ragazzi, complimenti, Lorena e parrucchieri qui a Sottomarina. Grazie. Allora, andiamo con la quarta classificata di questa sera, premia per Best Magazine Chiara Mosino. Vieni Chiara. Arriviamo con, vieni Chiara, con 108 punti, la numero 14, Francesca Barbato. Classificata Miss Mima premia il titolare Marco Fiore, ha fatto 109 punti, quindi un voto solo in più, però stacca la fascia per la finale. Miss Mima Sottomarina è Asia Canella, la numero 5. Omaggio anche per te, una fornitura Coraia, un capo offerto da Mima e il costume di Maskenada. Passiamo ora alla seconda posizione, la fascia di Miss Maskenada premia il titolare dell'azienda Federico Venturato. Sei pronto? Sei pronto? Vieni che sbirciamo allora. Con 110 punti si classifica Miss Maskenada Sottomarina, la numero 12 Chiara Masiero. Anche per te Chiara un omaggio offerto da Mima, il costume di Maskenada e la fornitura Coraia. Ecco qua, grazie, mettili meglio così, vai, zainetto in spalla e via. Passerella anche per te Chiara. Marco, il nostro portavoce del sindaco, vieni, facciamo i saluti del primo cittadino della città di Chioggia. È un piacere avervi qui, è un piacere essere stata qui con una piazza, devo dire, ricca e straricca di gente. Infatti siete numerosi e per questo vi ringrazio. Vi porto innanzitutto i saluti dell'amministrazione comunale. È un piacere essere qui ad un evento di successo che rappresenta uno degli appuntamenti fissi oramai della stagione estiva di Chioggia. Miss Veni Beach, come hai detto anche prima tu Elisa, coniuga la bellezza alla promozione del territorio. Per questo voglio anche ringraziare il presidente del ortomercato di Chioggia che ci consegna e promuove i nostri prodotti tipici locali che dobbiamo far conoscere a tutti. E li promuoviamo, Marco, scusami se ti interrompo, non solo nella tappa di Chioggia, perché comunque Miss Venice tra città e sapori, questo è il vero nome, è un tour che va dal Delta fino a Bibbione, quindi in tutte le spiagge tutti possono assaggiare, provare i nostri prodotti garantiti a marchi qualificati, quindi l'IGP per il radicchio, il QV, quindi qualità verificata per la carne, in tutto il territorio, quindi in tutte le spiagge, andando ad abbracciare davvero un pubblico non solo eterogeneo, quindi diverso, ma anche di diversissime nazionalità.
Ringrazio te Elisa, sei Grazie. bravissima, Grazie. bellissima. Ringrazio tutti gli organizzatori, gli sponsor, quindi i partner che contribuiscono alla riuscita di questo evento e ringrazio i numerosi spettatori che hanno apprezzato Many Speech. Un bocca al lupo a tutte le ragazze che sono bellissime e vi auguro di divertirvi e di cogliere il meglio da questa esperienza. Grazie. Hai detto bene, di cogliere il meglio, perché poi la sfida non finisce qui, perché le ragazze che non passano hanno 2 possibilità ancora di arrivare in finale, quindi la più votata del web con Miss Gazzettino nel nostro sito vincerà la fascia e andrà direttamente alla finale. Poi c'è anche un'altra possibilità con Radio Stereo Città, quindi la ragazza che farà il selfie più simpatico e con più like avrà la possibilità di prendere la fascia di Miss Radio Stereo Città. Quindi chiamiamo Francesca Pinelli per il Lidi di Chioggia. E vieni Francesca, ecco, vi passo. Vieni nel centro. Giuseppe, Giuliano, scusami, perdonami, mi è rimasto in mente Giuseppe, ormai Giuseppe ce l'ho sempre qui. A Marco, io devo ringraziarlo quest'uomo, perché è il braccio destro, penso, di tutte le organizzazioni delle serate, degli eventi che si fanno tra Chioggia e Sottomarina. Però io adesso ho perso, chi è che premia? Francesca, la nostra donna in giuria, vieni tu. E anche Giuliano col premio della busta. Allora, qui siamo, mentre prima siamo andati di un punto per volta, 108, 109, 110, la prima classificata vince con 117 punti. Vince la fascia di Miss Buggy per Rullo